Per me è davvero un grande piacere, un onore, un orgoglio essere qui stamattina di poter ricevere questo premio, il primo premio Hard Rock Café in tutto il mondo dello sport, quindi per me è davvero ancora più speciale. Poter passare questo messaggio a tutte le persone che ci seguono, tutti i bambini che ci vedono giocare e di fargli capire che la cosa più importante nello sport è essere un campione nella vita, per me è la cosa più importante, quindi questo è ancora sono più benzina per la mia macchina per caricarmi ancora di più per poter lottare per questo sport, per poter lottare per lo sport in generale e far capire a tutti i giovani che lo sport è la strada giusta e bella. Quindi grazie mille di nuovo a tutti, condivido questo meraviglioso premio con la mia società, con i miei compagni di squadra, con i tifosi, con tutti quelli che ci aiutano sempre. Quindi è un orgoglio essere qua e grazie mille di nuovo per tutto. Come Hard Rock Café Verona siamo onorati di poter consegnare il primo premio Hard Rock Café ad un atleta professionista del calibro di Rafael e siamo orgogliosi di essere sponsor di CONI, un'associazione così importante, e poi tutto quello che è sport e condivisione noi lo appoggiamo pienamente, quindi grazie ancora a voi per averci scelto e congratulazioni a Rafael per questo premio. Siamo molto contenti che Hard Rock Café sia nostro sponsor per la cerimonia CONI Verona in Festa, un marchio mondiale e quindi dà molta importanza anche a quanto noi facciamo. È stato un piacere fare qui questa cerimonia, questa conferenza stampa di presentazione e premiare Rafael come miglior atleta dell'anno con il marchio Hard Rock Café. Domenica l'appuntamento a Soave sarà sicuramente una grandissima festa, visto anche il grande numero di adesioni, e sarà non solo una festa di premiazione, ma lanceremo anche dei messaggi importanti che riguardano i ragazzi che sono il futuro nostro, non solo sportivo ma anche civile.